Italia Slow Tour. Oh, ci si chiede dove andiamo, andiamo qua, andiamo là, andiamo sulle Ande, andiamo a fare un giro non so dove, in chissà che posto. Ma perché non state in Italia? Ma state in Italia perché a saper guardare anche un sasso vi parla del mondo. Il problema è che quando guardi quel sasso devi sapere qualcosa, devi avere una curiosità. È tutto lì e questo viaggio che vedrete adesso è proprio un viaggio attraverso i sassi della provincia di Pistoia. Ma non dire così, ma chi è che guarda una puntata sui sassi? Non ci sono mica solo i sassi però in questa puntata, eh? Presentiamola bene. Allora, Italia Slow Tour, cosa significa? Significa un viaggio lento che assapora le atmosfere diverse, i sapori culturali che questa nostra Italia riesce a darci, i panorami diversi, i climi diversi, in questa sua incredibile variabilità storica, paesaggistica, geografica e a volte anche linguistica. Questo è Italia Slow Tour. Sai che mi sei sembrato non il figlio, ma il nonno di Piero Angela? Il nonno, almeno il cugino, non so. Ma avevi quella Vabbè, prova? Italia Slow Tour. Alessandro, posso avere un caffè? Volentieri, arrivo. Ma come sei vestito? Ah, ma guarda, Accademia Nazionale di Mountain Bike. Certo. Eh sì, perché Alessandro, oltre che barista, albergatore, ristoratore, è anche istruttore e guida di mountain bike. Ma un turista per caso come me può trasformarsi in ciclista non per caso? Se oggi vuoi venire con noi partiamo. Una parure da ciclista, ma volentieri. Alessandro, dove mi stai portando? Facciamo l'itinerario della FAP, della Ferrovia Alto Pistoiese. Quindi è un percorso naturalistico, Naturalistico, un percorso storico, esatto, sportivo. Esatto. Molto sportivo? Non troppo. Ah, ecco, meno male. Ho fatto 1 chilometro e tutto va bene. Ma siamo in salita qua, eh? Non ti preoccupare, le pendenze non sono così proibitive. Alessandro e il suo amico Fabrizio vanno piano per non staccarmi da subito. Salve. Buongiorno. Buongiorno signora. Quattro chilometri e tutto va bene. Stiamo arrivando. 4 chilometri e mezzo e tutto va male. Prima sosta. Come va? Come se parlassi al mio medico, quindi scusate la crudezza dell'eloquio. Nell'ordine, mi fa male il sedere, in seconda istanza ho qualche problema di natura testicolare. Guarda, ti ho fatto fare la prima pausa proprio qui di fronte alla prima stazione della vecchia FAP. Dai, Ponte Petri. Ponte Petri, esatto. Appunto, è stato ricavato un itinerario cicloturistico sul tracciato della vecchia ferrovia Alto Pistoiese. Stiamo partendo. Tratto un po' più impegnativo. Qual è la pendenza, maestro? Circa il 4%. È un bel interesse. Sì. Ma nonostante il mio fisico da bancario sedentario, arrivo alla seconda stazione. Ma questa cosa della stazione, adesso ho capito, sono le stazioni della Via Crucis. Vabbè, c'ho la scarpa sbagliata, e allora? Il turista per definizione è un approssimativo, non si vergogna di nulla, neanche della pancia. E l'itinerario si fa duretto, ma sempre più bello. Non ho parole, non ho parole. E in certi casi è meglio non averne, dice il poeta. La stazione di Maresca.
sono sceso dalla bicicletta giusto perché qui a Maresca, qui sarebbe senso unico, adesso tolgono i punti anche ai ciclisti e io non potevo rischiare. E anche perché cercavo proprio la vecchia cantina, trattoria. Oh, grazie. Cos'è questo? È un crostone con i funghi porcini, appena saltati in padella e serviti su un crostone di pane rustico con un pochino d'aglio. E adesso un'insalatina sempre di funghi porcini appena raccolti. Beh, guarda, se sono appena raccolti mi chiamano, io sento che esercitano una... con permesso, l'assaggio allora. Fresca, rigenerante. Alvaro, che vino è questo? Questo è un Chianti del Montalbano, un vino molto delicato e non troppo corposo perché non ammazza il sapore dei funghi porcini. E soprattutto non ammazzi nemmeno lo sportivo che è in me. Certo che sì. Adesso vi avevo portato per finire un pezzetto di torta. Sì, ma questo non è per finire, questo è per finirci, perché se io mangio questo mi appesantisco, Alvaro, dai, non riesco mica. È il sacchettino con la merenda, con la torta di castagne e mele. Ma il percorso cicloturistico della vecchia ferrovia pistoiese si fa sempre più bello, ma anche sempre più duro. Patrizio, ascolta, Sì, noi allunghiamo un po'. sì. Ma io vi raggiungo. Questa Patrizio la prendiamo noi, eh? No, quello lo potevo prendere anch'io, stavo lì, non davo fastidio a nessuno. Porti peso in più, ti affatichi certo, di più, sì. insomma, te la ridiamo in cima, non ti Va preoccupare. bene, ok. Ciao Patrizio. No? Ma non siamo in cima qui? Dove siamo qua esattamente? Guarda, qui siamo proprio in cima al Passo dell'Oppio. Ah, sì? Intanto guarda di goderti questo bellissimo paesaggio. Quelle sono le Alpi Apuane. Qui davanti abbiamo questo crinale qui che divide la provincia di Pistoia dalla nostra parte e dalla provincia di Lucca dietro, è il monte La Piastra. E più a destra, in cima, si vedono le montagne dell'Abetone dove ci sono gli impianti da sci e tutte queste cose qua. Mentre laggiù, mi dice Fabrizio, c'è un'oasi naturalistica del WWF chiamata il Cesto del Lupo. La torta. Dove siamo? Al ponte sospeso, Dov'è? Cos'è? l'ultima nostra tappa. Guarda, è qua. Ma dai, ma è una meraviglia! Hai visto che bellezza? Ma non me l'aspettavo! Ma li ho visti in Tibet io questi ponti qua! Che valle è questa? La Valle della Lima. La Valle della Lima. E beh, c'è il ponte di ferro. Sono euforico perché, insomma, adesso mi tocca la torta e mai torta fu tanto meritata. Compio un sacrificio alla natura di questa valle meravigliosa, a questa gita, una briciola della torta di castagne. Ma guarda, incredibile, cioè qui a Piteglio, proprio in centro, voltato l'angolo, guarda cosa c'è, una pietra scolpita. Il masso è stato inciso nei vari secoli a più riprese e rappresenta in pratica la storia del paese, ma guardando bene C'è un disennino di questa figura. c'è un segno più antico di tutti.
No, a me ricorda Tanit, come dire, la dea fenicia. Tanit, la dea della luna, venerata dai fenici e dai cartaginesi più di 3000 anni fa. Io penso il masso sia nato con la figura antropomorfa e con le coppelle, che sono questi Ecco, che incavi, vanno un eccetera. po' più antiche. Già, le coppelle, queste incisioni a forma di tazza. Come dei piani d'appoggio per delle offerte, potrebbero essere anche semplicemente dei lumini. Poi successivamente È stato modificato fino a... sacralizzato sempre, nel senso che comunque è stato un aggiunto punto tante di... cose. E dove c'è il divino femminile ci sono segni lasciati dai templari. Questi qui sono simboli templari che indicano qualcosa di preciso, sono scritte criptiche che loro adoperano per indicare qualcosa di preciso che qui non è ancora stato individuato. Vedete queste croci? Qui c'è torrenti da tutte le parti. Fecero la pescaia, tipica loro, proprio della cultura templare, fare una itticultura. Proprio perché 3 volte la settimana pesce, 3 volte la settimana carne, si doveva mangiare a due nello stesso piatto, ma 2 cavalieri dovevano far avanzare il pasto sufficiente per dare da mangiare a un povero, per cui si dovevano anche contenere. Non doveva mangiare poco perché era gente d'armi, al di là di tutto, non potevano andare lì smunti e maciati. Mangiavano ma si dovevano limitare. E qui qualcosa di strano ci è rimasto per lunghi secoli. Qui siamo alle Piastre. Non mi ricordo ora dove sono nata. Senti la testa. Cammina, cammina, Pollicino, anzi Pollicione, arrivò in una casetta illuminata. Ma dove sono capitato? Buongiorno. Buongiorno. C'è roba da mangiare, ci sono le signore vestite... Lei si veste sempre così, signora normale? Nelle occasioni particolari sì, per ricordare i tempi passati. Cosa state producendo qua? Stiamo facendo i necci. Sono il prodotto tipico della montagna pistoiese. Neccio cosa vuole dire? Non glielo posso dire il significato. Ma siamo tra adulti! Hai visto quando i bambini sono ancora piccolini, che non Sì. usano ancora il gabinettino? Sì. Fanno nelle loro mutandine un neccio. Ah, ho capito! Una caccona! Una caccona. Ah, vabbè, ma era tutta roba sana! Tutta roba Ah, ho sana. capito, vabbè. Allora, il neccio, Il neccio, che il già adesso lo neccio. mangio più volentieri, che ho capito cosa vuol dire. Ovviamente è fatto con la farina di castagna. Signora, fa schifo se lo assaggio crudo? Buono, Sì. Buonissimo, è l'essenza della castagna, la castagnità. Allora, sono disturbato dalla collina per cui parlo male, però allora è fatto con farina di castagna e acqua. Poco sa. La Sestilia, la ricetta del neccio, se la ricorda benissimo. Eccolo. Ma sì, ma è una piadina di castagne, dai. Se Eh. si mette dentro la ricotta. E così assomiglia a un cannolo siciliano. Ecco. Ma dai, mo... Te lo mangi e ti godi la bellezza, il profumo, il sapore, la dolcezza della montagna pistoiese. E soprattutto la gentilezza delle signore di Pracchia. Oh, scusa, ti sei messo tutto in costume, eccetera, poi tu pensavi che arrivasse Linea Verde, poi sono arrivato io e sei rimasta delusissima. Vabbè. No, assolutamente. Ma ormai avete fatto sta roba, adesso un po' da mangiare me lo date. Certo. Però questo orgoglio, questa necessità di trasmettere, perché? Allora, io vivo in montagna, vedo che ci sono gli alberi e vedo che gli alberi fruttificano se hanno le radici ben piantate. Allora, io ricerco le mie radici, faccio capire ai ragazzi l'importanza delle radici perché si possa portare frutto. Ecco perché faccio tutto questo. Adesso è tempo di polenta, ovviamente polenta di castagne, ma polenta di castagna dolce e c'è il professor Vasco. Generalmente bisogna essere degli attrezzati per bene. Oh, naturalmente a Vasco c'è qualcosa che non va, ma... Vasco, il marito di Sestilia, è il gran cerimoniere della polenta di castagna. Rimango anche per il dolce. Questo, È il dolce dei poveri. Indovina che c'è dentro? la castagna. Gruppo di cuoche in un interno, con assaggiatore. Andiamo a vedere quali altre tracce ci sono qui a Piteglio. C'è anche un torrente. Era quello che alimentava
la pescaia, cioè il luogo dove venivano allevati i pesci, perché appunto nell'ordine bisognava mangiare 3 volte alla settimana pesce e 3 volte alla settimana carne. L'ordine di chi? I templari naturalmente, di che cosa stiamo parlando? Siamo vicini, c'è da arrivare, guarda, dov'è qui te lo vede? Siamo qua, siamo arrivati. Ah, è coperta! Sì, si è protetta, ora te lo spiego anche l'avete un attimo. proprio coperta. Bello! Ma è un bassorilievo! Sì, allora su questa roccia che è denominata appunto Masso della Pescaia, dove allevavano pesci per i templari che dovevano mangiare in un certo modo, è una roccia dove ci sono incisioni, a mio giudizio, di diverse epoche e bassorilievi. E poi c'è una coppella molto grande anche, mi sembra, quindi Sì. un luogo di sacrifici. La coppella fin dal tempo dei dolmen, dei menhir, quindi insomma andiamo veramente indietro tantissimo, è sempre presente appunto per l'offerta, no? Quindi nella coppella viene versato sangue, quindi rende sempre l'idea di un luogo sacro, di un luogo dove comunque viene fatto il sacrificio, viene fatta l'offerta. Qua c'è la figura di un soino che in gallico era Mox, anche quella è una divinità, che ha un coltello infilato nel posto dove quindi ci è dovrebbe proprio essere richiama l'occhio. il sacrificio. Il richiamo al sacrificio. Il più importante di tutte, l'abbiamo studiato, è quella figura lì, da sempre chiamata il cavaliere. Questa è una raffigurazione di Mercurio. Mercurio era una divinità, cavalcava caproni e cavalcava bovidi, non veri cavalli. Qui si vede bene che questa faccia qui non è di un cavallo, di un bovide. Cos'hai in mano? Per noi è il caduceo, il famoso bastone, 2 Ma dai, serpenti, ma la lotta ancestrale fra diciamo, il bene ed il male. Un'altra cosa interessante è un bassorilievo, è sempre da tutti chiamato la croce e molto probabilmente qui siamo nel Medioevo. Che bella! Sembra quasi una figura umana di templare che ha la spada, no? E che Lo tiene scudo la spada e la così, spada, lo scudo e la eccetera, spada. Quindi una roccia piena di simboli solari, una zona sacrificale, Mercurio e qualcosa di templare. Quindi qui ci hanno inciso per diversi direi, secoli e secoli. Sì. Quindi la cosa importante è ricordarsi anche che, ok, voglio dire, i capitelli romani e tutto il resto, però esiste anche questo tipo di cose. Esistono le sculture rupestri, le pitture rupestri, cioè cose che vengono dal passato e che si sono stratificate, che sono molto 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 importanti e che fra l'altro si incontrano proprio sulle strade, cioè sui sentieri. E allora diventa ancora più bello, esatto, ancora più bello per chi fa trekking, no? Per chi cammina, perché ogni tanto trova nel suo percorso oggetti come questi, cose come queste che sono meravigliose. Eccomi qua sul territorio. E che territorio? Un territorio meraviglioso. Sul territorio naturalmente ci sono i prodotti tipici e qui non ci vuole l'intelligenza di Marconi a capire che il prodotto tipico è legato all'allevamento delle pecore. Ora locale, ora legale, non gliene importa niente. Sono arrivate da sole, perfettamente al tramonto. Sì, e loro tutte le sere a quest'ora lì entrano al suo ovile. Renzo ha un figlio che ora manda avanti l'azienda. Quel signore là è Stefano. Buonasera. Eccolo qua. Come ci sei capitato qui ad allevare le pecore? Io sono sempre stato qui. Ah. In 3 parole, mi spieghi qual è il tuo lavoro, il tuo ciclo produttivo, il tuo allevamento, il tuo metodo? Il metodo è che devi accudire agli animali, in primo luogo li devi voler bene, li devi sapere accudire. Stefano è un fervente biologico praticante che nutre le sue pecore con il suo pascolo. Con le erbe che nascono qui, con gli aromi che ci sono qui e viene fuori poi un latte un particolare. E col latte Stefano fa un pecorino molto speciale. Senti, ma mi hanno detto che tu fai questa lavorazione a latte crudo, non so cosa voglia dire.
vuol dire che non è né bollito né pastorizzato il latte. Si munge, viene messa a cagliare e viene lavorato il latte immediatamente per fare il formaggio. Non c'è ingredienti chimici. Ma ne produci quanto? Poco, non sono le grosse quantità. Non lo esporti a New York? Non lo esporto a New York. Bene. Neanche mi interessa un granché. Lo immaginavo. Una domanda intima. Vai. Si campa con sto mestiere o no? Si campa, diciamo si campa. Ma si campa senza fare tanti salti, Si campa. Senta, ma che effetto le fa questo figlio Stefano che è rimasto qua a lavorare sull'azienda, usa i suoi sistemi di lavoro? Sono rimasto tanto contento io, perché io ho vissuto qua, avevo 4 anni, facevo questa vita qui. La differenza è che adesso il pecorino della montagna pistoiese nel frattempo è stato scoperto da Slow Food. Questo presidio Slow Food che salvaguardia il tuo pecorino, ti è servito a qualcosa? Indubbiamente, sì, ovviamente. Dunque, il mio obiettivo l'ho raggiunto, che era quello di farmi invitare a merenda, praticamente a cena. Però Marco, di Slow Food, in questo pecorino latte crudo della montagna pistoiese, cosa ci avete trovato voi di Slow Food per, come dire, dichiararlo patrimonio? Veramente è slow food questo, perché presidiano un prodotto e quello ci tengo a dire un territorio, le frane, il coinvolgimento delle acque, il terreno è loro, delle loro bestie e ci stanno e lo vivono e per noi è bello questo. Quindi oltre a assaggiare un prodotto si dà anche un valore a queste persone che vivono qui, perché se questa gente non ha più voglia si mangerà plastica. Buono, pulito e giusto. Tomò. Questo è il concetto. Slow Food ha addirittura pubblicato una storia del formaggio con i personaggi di questa famiglia. Questo è Riccardo, che è il nipote, il figlio di Stefano. Vista da un 14enne, la vita dei tuoi genitori, la loro scelta, com'è? Impegnativo, molto. E faticoso. Voglia di città non ti è mai venuta? No, voglia di città no, sto bene qui. Praticamente qua Slow Food, facendo questo libro sul formaggio di cui sei protagonista, t'ha come obbligato. Da grande anche tu seguirai le orme del nonno e del babbo o no? Non lo so. Saggia risposta. Perché siamo qua allora, Giovanni? Siamo venuti a scoprire il punto d'origine della montagna, proprio certo. del castello di Piteglio, Ecco. e del suo territorio. Il punto d'origine è la pieve cosiddetta vecchia. Questa pieve vecchia intitolata alla Santissima Annunziata e che già nel 1040 viene menzionata da un censimento che comprende 90 pievi di tutta l'Alta Toscana. Ci troviamo però su un'antichissima via romana, questa qui. Ah, era questa. Questa è un'antichissima via romana, si chiamava Strata e per essere precisi la strada di Giulio Cesare. Probabilmente le legioni romane passeranno di qui per andare in Gallia. Eccola là. Questo è importante, per cui questa strada è la strada di Giulio Cesare. Ma questa chissà allora cos'era? Probabile che qui ci fosse Probabile che qui ci fosse un tempio, certo. Eccone una pietra ne dimostrazione. Lassù, se vede sotto il terzo, c'è il nodo di Salomone. Ah, è bello. Quello è sicuramente la firma dei costruttori, che non è mai casuale. Bellissima, bellissima. Ha una... Non esclude il fatto che qui prima ci fosse appunto sulla strada di Giulio Cesare un tempio. È chiaro. E magari quello è recuperato da un tempio. Certo, è vero, possibile. Ma sotto il nodo di Salomone c'è dell'altro. Questa pietra, per la tradizione popolare, è considerata la pietra della vecchina che fila. Per cui questa dovrebbe essere la vecchina, questa dovrebbe essere l'arcolaio, questo dovrebbe essere il filo. Ma in realtà, se noi guardiamo bene, questo è un elmo, questa è un'arma e questo è un M. M, eccolo qui. 1, 2, 3 e 4.
Perfetto, è Perfetto. giusto. Quella è una spada. E quella è una questo spada e templare, diciamo. Ecco. Poi Insomma, stiamo parlando di qua, eh? Dan Brown, quello del codice da Vinci, non ci fa neanche il solletico. Se voleva scoprire i veri misteri dei Templari, avrebbe dovuto venire qui, nella montagna pistoiese. La montagna pistoiese è piena di tesori, passeggi e trovi delle cose straordinarie che evocano delle storie straordinarie. Questo è il torrente Lima, separa il territorio di Lucca dal territorio di Pistoia. Guarda caso, quelle lì erano le antiche dogane. Beh, quel ponte si dice Ponte Castruccio, visto che ci sono origini romane, uno pensa piccolo castrum. No! Deriva dal nome di Castruccio Castracani, un nome che è tutto un programma. 1320, Castruccio Castracani arriva da Lucca per conquistare Pistoia. Arriva e non è solo, con lui c'è Filippo Tedici, un traditore pistoiese. Grande battaglia fra lucchesi e pistoiesi, vincono i pistoiesi, tagliano la testa al traditore e la testa di Filippo Tedici è ancora raffigurata in centro, a Pistoia. Ed eccola lì la testa di Filippo Tedici, il traditore, l'amico di Castruccio Castracani, colui che aveva tradito Pistoia ai lucchesi. È lì all'angolo tra via De Rossi e via Abbi Pazienza. Narra la leggenda che attorno al 1300 un signore passava di qui per questa strada di notte quando da un vicolo salta fuori un altro e comincia a menarlo, a picchiarlo, a ferirlo. Poi lo guarda meglio e dice: "Oh, abbi pazienza, t'avevo preso per un altro". E beh, insomma, qua sono fatti un po' così, eh. Anche Dante coi pistoiesi non è stato tenero, ma lui si sa, era di Firenze. Vita bestial mi piacque e non umana, sì come a Mulchio fui, son Vanni Fucci, bestia, e Pistoia mi fu degna tana. Inferno, canto 24. Storie di ordinaria arguzia pistoiese. Quella lassù è la statua di San Giacomo. Ogni 25 luglio i pompieri locali salgono lassù e gli mettono un cappottino rosso. Perché? Narra la leggenda che San Giacomo si fosse molto indebitato per fare molte elemosine e avrebbe detto: "Oh, ma quando viene caldo ti pago". Ma il 25 luglio è caldo, ma lui si tiene ancora il cappottino. A buon intenditore. Oh vai. Perfetto. Questi non sono contati a Roma, 50 centesimi l'una. Anche qui in città, a Pistoia, la montagna fa sentire la sua influenza. Castagne della montagna pistoiese, tipiche.